Appuntamenti in agenda per giovedì 27 febbraio. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Lisetta Carmi, Palazzo Ducale a Genova ospita la grande mostra dell'artista e fotografa genovese, che nel corso della sua vita ha avuto il coraggio di percorrere vie diverse dando sempre voce agli ultimi. La mostra è aperta dalle 10 alle 19. A conclusione dell'iniziativa 2024 Anno delle radici italiane, alle 10:30 in Piazza Severino a Borzonasca si terrà l'inaugurazione della panchina dell'emigrante, un simbolo di memoria per celebrare il legame tra Borzonasca e i suoi emigrati. Prosegue a Casarza Ligure la mostra bibliografica itinerante su Emanuele Luzzati. Sino alla fine di marzo sarà possibile visitare la mostra presso la biblioteca di Villa Sottanis, orario di apertura dalle 14:30 alle 18:30. Alle 19:30 al Teatro Eleonora Duse di Genova sarà in scena lo spettacolo Il Rito, tratto da un lavoro di Ingmar Bergman, scritto per la televisione svedese e andato in onda nel 1969. Al centro della trama il tema della censura. Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica Cinemiamo? Alle 20:45 all'Auditorium Campodonico di Lavagna verrà proiettato Vertigo, film del 1958 diretto da Alfred Hitchcock. Al Teatro Cavour di Imperia va in scena alle 21 lo spettacolo Il Vecchio e il Mare, con l'attore Roberto Alighieri. Durante lo spettacolo sarà ripercorso l'intero romanzo di Ernest Hemingway attraverso le parole del grande scrittore e la musica eseguita dal vivo da Ensemble Hemingway.